fattori bellati, abusivismo e contraffazione sono i mali ormai dell'Italia. Sono alcuni dei mali dell'Italia, ahimè non sono gli unici mali. I mali, noi sappiamo, sono soprattutto una grande corruzione che viene anche indicata da tutti gli organismi internazionali. Purtroppo siamo in questa diciamo tema, siamo piuttosto messi male, siamo peggio di alcuni paesi addirittura dell'Africa, e anche questa non è una cosa positiva. Abbiamo i problemi di una giustizia lenta. Abbiamo però anche i problemi della contraffazione, abbiamo il problema delle tasse altissime che noi abbiamo il problema anche di uno Stato accentratore, no? Noi guardiamo la contraffazione da una parte e la lotta che dobbiamo fare contro la contraffazione, ma faccio un esempio: adesso noi abbiamo aperto uno sportello anticriminalità, però ci vogliono chiudere le camere di commercio. Come si fa a livello locale a distruggere tutti gli enti che possono appunto difendere il cittadino, l'impresa, da un tema così delicato come la contraffazione? Cioè abbiamo una forma di accentramento assurdo che viene portato avanti, ma non solo dal governo Renzi, anche dai governi precedenti, perché noi abbiamo visto, se voi vi ricordate, con Monti, non si è più parlato né di federalismo fiscale né di costi standard. Che cos'è il federalismo fiscale e i costi standard? Sono un mezzo facile, semplice, per poter controllare la spesa pubblica e per poter controllare le responsabilità di chi gestisce i denari pubblici, e per responsabilizzare, perché poi non c'è solo un problema di corruzione, c'è anche un problema di qualità della spesa pubblica. Noi dobbiamo avere una spesa pubblica che va sull'investimento, non solo a finanziare il funzionamento degli enti. Ecco, quindi noi abbiamo visto scomparire questi temi, e in corrispondenza di questo accentramento brutale di tutto il nostro sistema Italia, che colpisce proprio gli enti locali, i servizi pubblici essenziali, noi abbiamo visto aumentare il debito pubblico. Allora, si è sempre detto, ma col federalismo aumentano i costi, aumenta la spesa pubblica. È vero esattamente l'opposto, ce lo dimostrano questi 2 anni e mezzo di governi tecnici, nominati, poco politici, dove noi abbiamo un aumento medio di 12 miliardi di euro di spesa pubblica, dal 125% sul PIL. La spesa pubblica sta salendo tranquillamente nel 2014, quindi in 2 anni, esattamente al 140% circa, diciamo, come cifra, no? Ecco, quindi noi siamo di fronte ad un aumento incontrollato della spesa pubblica dovuta al centralismo. Questa è un po' quella che è l'analisi che noi stiamo facendo col nostro centro studi, e questa è una cosa molto negativa. L'export riuscirà a smuovere il PIL veneto? Ma l'export lo sta già facendo, sta salvando il Veneto con la Lombardia, con l'Emilia Romagna, stiamo salvando l'Italia grazie all'export, grazie alle nostre eroiche imprese che ce la stanno facendo. Però anche qui, se dopo noi abbiamo un debito pubblico fuori controllo, lo sforzo che viene fatto dalle imprese viene vanificato. Quindi ecco perché noi diciamo l'autonomia, perché se noi potessimo trattenere sul territorio una parte di questa massa enorme di tasse che regaliamo fuori dalla regione, pensate, 1/3 delle nostre tasse, l'accentramento vuol dire questo. Il federalismo vorrebbe dire tenere i soldi a casa, l'accentramento vuol dire invece darli via, ma senza controllo, perché questi soldi non sono poi controllati, non possiamo dire come vadano spesi, no? Quindi riuscire a trattenere più risorse sul territorio sarebbe una delle grandissime soluzioni che noi potremmo diciamo, adottare per poter poi salvare tutta l'Italia, non solamente il Veneto. Quindi ecco perché le autonomie, ecco perché il federalismo, ecco perché noi chiediamo da tempo l'applicazione dell'articolo 116 della Costituzione. Portiamo per esempio l'istruzione sul territorio, come la sanità, perché la nostra sanità funziona meglio delle sanità di tante altre regioni del mondo. Perché è una competenza nostra, e così lo sarebbe l'istruzione, che, guardate, io ho 3 figli, ma l'istruzione è gestita malissimo, non funziona in questa, poi una riforma ogni momento, quindi non si fa neanche tempo ad adottare una riforma che ne arriva un'altra, perché qui tutti i politici per farsi bravi, belli, devono fare riforme. E allora con le riforme si risolvono tutti, ma le riforme bisogna vedere che riforme fare, no? E se le riforme sono giuste. E quindi l'istruzione è un esempio. Se noi avessimo l'istruzione sul territorio sicuramente funzionerebbe meglio. Applicazione dell'articolo 116 della Costituzione. Apre Veneto, di cosa si tratta? Ma Apre Veneto è una struttura della quale noi stiamo tentando e riusciamo a far avere soldi dell'Europa alle nostre imprese. È uno dei grandi temi scottanti. Ecco, il presidente Renzi, chiudendo l'Unioncamere, impedirà alle nostre imprese di adire a tutti questi fondi europei, di raggiungere, di ottenere questi fondi europei, che invece sono importantissimi, sono fondi per la ricerca e sviluppo tecnologico. Attualmente noi abbiamo 400 persone, 200 ricercatori, 200 imprese che in 18 diversi gruppi di lavoro stanno lavorando su progetti concreti. Io ricordo solo nel 2012
abbiamo con un progetto che si chiama Progetta, utilissimo, con piccoli contributi alle imprese, con 400.000 euro abbiamo ottenuto da Bruxelles in un anno 19.800.000 euro di finanziamenti europei. Credo che sia una dimostrazione concreta di come possiamo appunto essere efficienti sul territorio e come queste riforme di Renzi, in particolare quelle che vogliono ridurre, distruggere gli enti locali, alla fine vadano esattamente in senso opposto e ci porteranno povertà. Presidente Ziglio, le Camere di Commercio hanno sempre avuto un ruolo importante e ora? Ma le Camere di Commercio sono fondamentali per il territorio, sono enti pubblici funzionali al territorio. Ora c'è un'idea populistica in un cambiamento generale del Paese che va bene anche come cambiamento, ma che non può assolutamente buttare dentro in questo caldierone cani e porci. Le Camere di Commercio sono all'interno del sistema territoriale fondamentali, raccolgono attraverso i diritti camerali, che purtroppo adesso verranno tagliati del 50%, risorse dalle imprese che poi vengono rigenerate sempre nel territorio, addirittura con un moltiplicatore. Quindi se una Camera di Commercio distribuisce 10 milioni di euro nel territorio, nella propria provincia, si moltiplicano per 4, 5, 6 volte. Oggi rimangono nelle tasche degli imprenditori che quasi non se ne accorgono e non producono nulla. Questo è il grande tema, questo è il grande problema. Per il resto io sono un riformista, quindi se dobbiamo riformarsi, io sono il primo in prima linea. Cosa vuol dire riformarsi per non essere riformati? Vuol dire cambiare alcune logiche, ridurre il numero di componenti del Consiglio di amministrazione, non litigare nel momento che c'è la nomina del Presidente, della nuova Giunta, del nuovo Consiglio, quindi andando direttamente a farsi eleggere dagli imprenditori. Vuol dire aggregare dove è possibile, dove sia necessario, le partecipate, le aziende speciali, ridurre il numero delle partecipate, quelle che non servono naturalmente, ma guardate, le partecipate è un falso problema. Qualcuno dice ma le partecipate vanno tolte, ma le partecipate sono quelle che hanno fatto grande il territorio. Se le Camere di Commercio hanno partecipato nei comuni a far nascere aeroporti, far nascere porti, far nascere interporti, far nascere strutture importanti, centro congressi piuttosto di altre cose, ma se non sono le Camere di Commercio che fanno queste cose, chi le deve fare? Chi le deve fare nel nome delle imprese? Ecco, quindi è una moda che viene da lontano, viene anche da qualche categoria economica che vorrebbe in qualche modo spianare tutto per portare tutto a casa loro. Questo non va bene.